arrivato. Ha tagliato il traguardo per ultimo, ma è lui il vero vincitore morale dell'edizione 2023 della Corsa dei Camerieri di Treviso, perché Giacomino Benvenu, classe 1942, non solo non è voluto mancare a quello che considera un vero e proprio rito, ma dall'alto dei suoi 81 anni ha dimostrato a tanti giovincelli che la passione non solo non ha età, ma mantiene giovani. È stata dura ma piacevole. Però diciamo che la cosa più bella è prendere l'applauso di tutti gli altri concorrenti. È vero, è vero, è vero, grazie, guarda, questo è un successo per me, per voi tutti, per la città e per i colleghi e per chi lavora il 1° negli altri giorni. 3, 2, 1, buona gara a tutti! Una corsa con partenza dal Battistero del Duomo, dove poco prima del via si contavano una quindicina di concorrenti dagli 81 ai 19 anni, come Valeria Solagna, scesa dalla bellunese Busche. Perché fai sta corsa? Per provare un'esperienza nuova, diversa dal solito. Prevalenza in rosa per concorrenti che dovevano portare in giro per il centro storico senza perdere per strada, sul vassoio, una bottiglietta di birra chiusa, una tazzina da caffè vuota, 2 mezze ombre di vino e tutto da veri acrobati del servizio, sempre e solo con una mano sola, camminando a piasso spinto stile maratona, ma senza mai correre davvero. E se pensate che fosse facile, sentite cosa ci ha detto il sindaco Mario Conti. Più dura fare il sindaco o il cameriere oggi? Il cameriere ci vuole una grande esperienza, grande professionalità che io non ho, quindi preferisco continuare a fare il sindaco. Più che una gara, una festa tra gli applausi dei cittadini e di tanti turisti, soprattutto stranieri, incuriositi da queste donne e questi uomini in bianco e nero. Per la cronaca hanno vinto sia nella categoria maschile che femminile 2 camerieri di signore e signori, per inciso il locale che vuole introdurre il robot tra i tavoli. Sì, ma il sifone lo darai al robot domani? No, non ci sono più i robot, siamo noi più bravi dei robot.